Allora, continuiamo. Sto cercando qualche investimento un po' più sicuro. Non so, questi 2 giorni sono un po' lenti, devo dire. Allora, qui cosa si può capire? Qua è salito. Qui abbiamo qui i supporti, quindi investirei qui una 150 per, anzi di meno, ed reinvestiamo se c'è. Allora, questo punto qua, abbiamo preso un punto così a caso per avere un punto di riferimento su come sta andando questo grafico. E allora, guardate questi due punti qua mi riferisco io. Ho investito per la discesa in questi 2 punti. È pari per il momento, è salito alla fine. Quindi quello che si può fare adesso è prendere il punto più alto, sta salendo pian piano, ed investire anche un po' di più, perché dobbiamo riprendere i 24 persi. Investirei, aspettiamo un po' perché il grafico tende alla salita, un attimo. Allora eccomi, devo investire per la discesa, però è già sceso un po' qua. No, per il momento vediamo. No, qui potremmo aspettare che arrivi a questa altezza circa, per capire se c'è un... Allora, qui lo stesso qui è un po' complicato adesso. Nel frattempo cambiamo e ritorniamo DAX, andiamo sul petrolio, anche se io dico di non cambiare in continuazione i grafici, perché bisogna stare dietro a uno e seguirlo e investire insomma solo lì. 24. Ormai è abitudine, cioè in genere dico di stare dietro a un grafico e cercare il punto più alto, il punto più basso per investire. Qui investirei una 60 di dollarini per la discesa. Nel frattempo ritorniamo al grafico se c'è qualche se c'è qualcosa da aggiustare qua, sta andando ok, insomma me l'aspettavo che si andava un po' di più, comunque va bene. Mancano 27 secondi. A noi ci interessa questo punto qua, c'è questa montagnina qui che ha fatto una punta, non è come dire, come questo qui o questo qui o questo qui, è proprio una cosa che va così su e giù, questo qui ci interessa, quindi sì, qui c'era qualcosa che l'ha ributtato subito giù, ed sì, vabbè, l'ha preso, 102 di ritorno, così abbiamo preso anche i 24 persi.
ed continuiamo gold, guardate qui è sceso, salito, Ehm, qui investirei 24 dollarini per la salita ed nel frattempo ritorniamo sul grafico così lo vediamo e siamo pronti se vogliamo fare qualche aggiustamento. L'ho preso appunto 3-4-5 e adesso è sceso, avete visto che sta scendendo, e quindi quello che si può fare qui è solo aspettare di prendere un punto di riferimento, perché qui non penso che qui ci sia una resistenza. Anche se io riproverei ad investire di nuovo per la salita a questo punto, anche se lo vedo un po' più alto. Ho investito 24 prima che non l'ho preso, eccolo qua, ed adesso un'altra sessantina di dollari per la salita. Ed ritorniamo al grafico grande per vedere, fare qualcosina. Sta scendendo, no? Quello che possiamo fare adesso cavolo, volevo prenderlo più giù. Ah, scusami, non ero io. Comunque, sì. Allora, questo qui alla fine sta salendo. Io ho preso questi 200 al punto 300, non so perché, devo prendere al punto più basso, invece l'ho preso comunque. Qui ho investito 60 ed l'ha preso. Adesso mancano questi 200 qua. Vediamo adesso cosa vuole fare il grafico. Ritorna giù, ha sorpassato questo punto e continua la discesa. No, 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 quindi sono sotto di 140, sì. Sono sotto di 140, quindi qui devo investire un bel po' di più. E vediamo. Qua forse io aspetterei che scenda un po' per investire per la salita qua, perché abbiamo un punto maggiore, avremmo. Comunque mi preparo qua io con 300 dollarini, oddio, per la salita, però aspetto che scenda ancora un po'. Aspettiamo che scenda ancora un po', ecco, perfetto, e adesso investo io 700 per un attimino ancora, stiamo attenti, investirei, aspettiamo ancora, adesso ho investito 700 per la salita, ritorniamo, vediamo quanto ho 1400, sta andando bene, per il momento è salito, ha fatto un piccolo su e giù di nuovo, quindi continuerà la salita. Ho 37 secondi, un attimino, però voglio stare qui a vedere che sta succedendo. Deciso questo grafico, 15 secondi mancano.
ed vediamo com'è andata. Bene, ha preso 1190. Quello che possiamo fare è investire di nuovo 24, per il momento poco, per la salita. Adesso l'ha preso questo, quindi adesso sono a 2200, ho investito 24 di nuovo, ho preso il punto, qui era sceso più basso, ed vediamo come va. Quindi, in poche parole, investire poco sugli investimenti, insomma, quando proprio uno è sicuro, e investire tanto. Cioè, vabbè, uso io, però non, chi lo fa, chi può investire normalmente sempre in continuo poco, e va benissimo. 8 è sceso, qui è pari di nuovo, 2, 1, vediamo, forse pari, mi sa, forse pari. Io quello che rifarei in questo punto, guardate che bello qua, ed investo 100, però bisogna stare attenti, perché potrebbe, adesso non l'ha preso questo, quindi 24 ho persi, ho investito 100 qua per la salita, ed ritorniamo qua, ecco, per il momento è verde, quindi qui ho fatto un investimento di 60, è andato bene, qui un investimento di 200 è andato male, quindi per questo ho preso il punto più basso e ho risalito, ho investito per la salita $700 per riprendere anche i 200 e anche per guadagnarci. È andata bene, mi sono tornato indietro 1190, qui ho investito 24, non l'ha preso, ed qui ho investito 100 per la salita ed deve ancora scadere. Abbiamo fatto anche altri investimenti prima. E vediamo, sono a 2108, sta salendo questo grafico, 10, mancano sui 9 secondini, ed sta andando bene, per il momento è fermo qua, quindi sì, l'ho preso anche questo. Quindi mi ritornano indietro qua, altri 170, mi sa. Quindi quando uno ha un grafico così, ovvio, qui c'è un supporto ovvio, si ritorna indietro 170, quindi sono a 2278, e un attimino mi fermo,